Da qui non esco, a meno che non accada un miracolo. E noi, vecchi guerriglieri, non abbiamo né il tempo né il coraggio di aggrapparci a nuovi miti. È già abbastanza difficile prendersi cura delle sepolture di quelle che abbiamo avuto. In fondo, Ali, il mio problema è che ho paura di morire nudo. Per anni ho cercato come tanti la pallottola che portava il mio nome tra i segni delle scanalature. Era la chiave di una morte dignitosa, con indosso il semplice abito di credere in qualcosa. Ma è finito tutto. La fede è svanita. Il dogma non era altro che un aneddoto puerile. E sono rimasto nudo, spogliato della più grande prospettiva che ha segnato le persone come me. Morire per qualcosa chiamato rivoluzione. Qualcosa che era simile al paradiso che aspetta i Pashtun islamici, ma con musica salsa. Luis Sepúlveda, un nome da torero. Vi chiedo solo una cosa: se sopravvivete a quest'epoca, non dimenticate né i buoni né i cattivi, raccogliete con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per loro e per voi. Un bel giorno, oggi, sarà il passato e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno creato la storia. Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi. Erano persone con un nome, un volto, desideri e speranze, e il dolore dell'ultimo fra gli ultimi non era meno grande di quello del primo il cui nome resterà. Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini, come persone che abbiate conosciuto, come membri della vostra famiglia, come voi stessi. Julius Fučík, giornalista, scrittore, antifascista comunista ceco, ucciso dai nazisti il 18 settembre 1943. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l'Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell'umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana. Suona per te. 18 settembre 1943. A Udine passano di continuo 3 carichi pieni di soldati avviati in Germania. Viaggiano per giorni e giorni, sempre rinchiusi, senza mangiare, senza bere, senza aria, soddisfacendoli nel carrozzone ai bisogni corporali. Questa mattina un treno veniva da Piemonte. 3 gironi di viaggio in tali condizioni. Da un carrozzone si sentivano voci. Apriteli, abbiamo 3 morti! Altri urlavano. Vendicateci! 20 settembre. Ieri, nella stazione di Udine, è passato un lungo convoglio di soldati diretti in Germania. Riferiscono che è stato ferito un fanciullo, d'arma tedesca o fascista, perché si arrampicava a portare acqua per i piccoli pertugi. Lasciati aperti, i soldati provenivano dall'isola d'Elba. Gridavano fuori di sé dall'esasperazione. Eravamo in 10.000 noi, scesi 500 paracadutisti. Avremmo potuto maciullarli, e invece ci hanno dato ordine di non sparare, vigliacchi, traditori. Pare che i podestà dei paesi sulla ferrovia Pontebana hanno saputo che i treni sostino alle stazioni fino a quando i soldati hanno avuto acqua a sufficienza. È un caldo soffocante,
non si può dormire, non si può stare rinchiusi in casa. I sudori gocciolano anche a stare seduti. Immaginarsi nei carrozzoni arroventati dei treni, ove i soldati sono ammucchiati in 70 nel posto in cui dovrebbero stare 8 cavalli. Alcuni, forse molti, non resistono e diventano cadaveri. Assieme con l'acqua chiedono carta, molta carta, si capisce perché. Nei carrozzoni, dove devono stare rinchiusi per 3 o 4 giorni o più, non hanno gabinetti. Non 70, ma 120 soldati e anche più per carrozzone. I tedeschi ne ammucchiano per mandarli in Germania. Quelli che hanno visto dicono che è un orrore tale che non si può nemmeno immaginare. Ora lasciano avvicinare ai treni solo i preti e le dame della Croce Rossa per portare cibo e acqua. Ma se le menti umane, sepolte nelle profonde tenebre del loro oscuro carcere, che ci induce spesso a dubitare della nostra natura divina, non sanno vedere la luce propria della loro natura, noi, che siamo animi di natura celeste, bruciati dal desiderio della celeste patria, sciogliamo al più presto questi duri ceppi che ci legano alla terra, per essere pronti a volare, liberi. Vita di stenti, senza orizzonti. Tutto duole dentro di noi e tutto fuori di noi ci affligge. S'aggiunge il malessere della sporcizia e più umiliante ancora un senso disperato d'inerzia. La coscienza s'oscura nel dubbio se abbiamo fatto bene a volere la guerra. Questo è il tormento più grave di tutti. Ma non può durare. L'animo si ribella a questa debolezza. Ci sentiamo isolati tra i compagni. L'egoismo che si sviluppa per necessità bestiale nella grande fatica ci ripugna. Ognuno pensa duramente a sé e noi, che credevamo in una fraterna collaborazione, tanto più grande nel pericolo, ce ne sentiamo offesi e umiliati. Lascio nello strazio e nella tragedia dell'ora presente i miei genitori, da cui ho imparato come si vive, si combatte e si muore. Li raccomando alla bontà di tutti quelli che in terra mi hanno voluto bene. Desidero che vengano annualmente celebrate in una chiesa delle colline torinesi 2 messe e siano dedicate e celebrate per tutti i miei compagni d'armi, che in terra d'Africa hanno dato la vita per la nostra indimenticabile Italia. Prego i miei di non voler portare il lutto per la mia morte. Quando si è dato un figlio alla patria, comunque esso venga offerto, non lo si deve ricordare col segno della sventura. Con la coscienza sicura di aver sempre servito il mio paese con lealtà e con onore, mi presento davanti al plotone di esecuzione, col cuore assolutamente tranquillo e a testa alta. Possa il mio grido di "Viva l'Italia libera" sovrastare e smorzare il crepitio dei moschetti che mi daranno la morte, per il bene e per l'avvenire della nostra patria e della nostra bandiera, per le quali muoio felice. Torino, 5 aprile 1944. Franco Balbis. Ci apprestiamo a vivere un periodo complesso e per molti versi ancora indecifrabile. Eppure non dobbiamo cadere nel panico o nella paura irrazionale. Al contrario, possiamo lavorare da subito per agire con prontezza, per trovare modi creativi per rispondere alla crisi, per provare a guardare al futuro con una ragionevole e ben riposta speranza.
La crisi ci sbatte nuovamente in faccia la diseguaglianza sociale ed economica che è alla base del nostro sistema, in cui un top manager d'azienda o un calciatore percepiscono fino a 1000 volte di più di quanto guadagna un insegnante precario. Una società con queste diseguaglianze non ha futuro, ma da questa consapevolezza si può partire per ricostruire meglio, per tutti, provando finalmente a ribaltare paradigmi ingiusti. Ecco allora che questo è il tempo della solidarietà e non più della competizione. È il momento di ritrovare la forza per emergere non con la disperazione del tutti contro tutti, ma con un ritrovato slancio solidale e con la ricostruzione di un senso di comunità che per troppo tempo abbiamo trascurato. Bisogna tornare a praticare l'ascolto e la generosità, il confronto e l'intelligenza affettiva, il dialogo e la reciprocità. Solo cambiando il nostro atteggiamento e il nostro approccio all'altro possiamo davvero realizzare un cambiamento. Luis Sepulveda, Le rose di Akatama. Non conosco l'uomo che si ferma sulla riva del fiume, che respira a fondo e sorride, riconoscendo i profumi che aleggiano nell'aria. Non lo conosco, ma so che quell'uomo è mio fratello. Quell'uomo, conscio del fatto che il polline segue l'arbitraria volontà del vento, ma sogna fiducioso la terra fertile che lo attende, quell'uomo è mio fratello. Sa molte cose, mio fratello. Sa, per esempio, che un grammo di polline è come un grammo di sé, dolcemente predestinato al fango germinale, al mistero da cui si innalzerà vivo di rami, di frutti e di figli, con la meravigliosa certezza delle trasformazioni, dell'inizio inevitabile e della necessaria fine, perché ciò che è immutabile racchiude il pericolo dell'eterno e solo gli dei hanno tempo per l'eternità. Quell'uomo che spinge la sua canoa sulla spiaggia di sabbia fine e si prepara ad accogliere il miracolo che ogni sera, nella selva, spalanca le porte del mistero, quell'uomo è necessariamente mio fratello. L'uomo è nato libero e ovunque si trova in catene.